Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nella giornata del 4 ottobre gli operatori della Polizia di Frontiera di Venezia, in servizio presso lo scalo aereo Marco Polo di Tessera, sono stati allertati circa il dirottamento del volo Dalaman, Turchia, diretto a Liverpool, nel Regno Unito, deciso dal comandante del mezzo, per il comportamento molesto ed aggressivo nei confronti dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio di 3 cittadini britannici, 2 uomini e una donna, che versavano in un forte stato di alterazione alcolica dovuto, come i poliziotti hanno avuto modo di apprendere, dal consumo di un'intera bottiglia di superalcolico acquistata presso l'aeroporto di partenza. I dettagli della vicenda nel nostro sito notizieplus.it. Ancora cronaca. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato un controllo presso un immobile nel centro del Lido di Jesolo, in passato adibito a hotel, dove è stato rintracciato e identificato un cittadino tunisino 34enne, irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, oltre a reati in materia di immigrazione clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso 29 settembre, inoltre, i poliziotti del commissariato di Jesolo hanno rintracciato presso una struttura alberghiera nel territorio jesolano uno straniero di nazionalità nigeriana, in Italia senza fissa dimora, con numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti e inottemperante al decreto del questore di espulsione dal territorio nazionale. Entrambi sono stati portati in 2 distinti CPR in attesa di essere rimpatriati. Parliamo di economia. Se i disoccupati in Italia sono poco meno di 2 milioni, di cui 800.000 circa in età compresa tra i 15 e i 34 anni, secondo il nostro Ministro del Lavoro, invece sarebbero 1 milione i posti che le imprese non riescono a trovare. In base ai dati che emergono dalla periodica indagine Excelsior condotta presso gli imprenditori italiani dall'Union Camere ANPAL, l'ufficio studi della CGIA di Mestre ha elencato le prime 50 figure professionali di difficile reperimento. Praticamente introvabili sono i saldatori ad arco elettrico, i medici di medicina generale, gli ingegneri elettronici telecomunicazioni, gli intonacatori che includono anche gli stuccatori, decoratori e cartongessisti e i dirigenti d'azienda, di istituti scolastici privati e di strutture sanitarie private. Di questo primo blocco, in 8 casi su 10 la ricerca degli imprenditori, sia privati che pubblici, si tramuta in un fallimento. La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che lunedì 9 ottobre a Piazzale Roma a Venezia sarà installato e testato il nuovo sistema di altoparlanti per l'informazione alla popolazione in caso di eventuali situazioni di emergenza. Le prove di funzionamento, si legge in una nota ufficiale, potrebbero durare alcune ore. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.